Noi, se non ci ascoltano, noi aderiamo alle vie legali perché facciamo una denuncia giuridica, perché siamo in completa illegittimità l'operato della Regione e loro devono ravvedere. Spero che lo facciano e non ci costringono invece ad assumere iniziative di carattere giuridico, che sarebbe una cosa assurda, ma se loro insistono, non si ravvedono, noi saremo costretti ad adire le vie legali per dire rispettate la legge. Voi che dovete dare l'esempio di legalità e di rispetto delle norme non lo fate, e quindi noi che siamo più piccoli comuni dobbiamo chiedere all'autorità di fare rispettare, all'autorità giudiziaria di fare rispettare al Presidente della Regione le norme, perché la mafia si lotta nei fatti concreti alla legalità, non solo a chiacchiere, perché solo a chiacchiere non si risolve nulla. Ci sono dei termini entro i quali bisogna agire? Beh, il provvedimento è fatto per un mese, salvo poi a rinnovarlo, e quindi spero che Crocetta nell'immediato assuma le iniziative giuste per modificare o annullare l'ordinanza e fare rientrare l'operato della Regione nell'alveo della legalità.